Il basket femminile a Conegliano nasce come Basket San Martino nel 79, l'anno prossimo sarà il quarantennale e noi abbiamo preso in gestione il basket femminile da 4-5 anni perché era un momento un po' forse di crisi per quanto riguarda i numeri. Abbiamo preso in gestione noi da 25-30 iscritte, siamo arrivati quasi un centinaio nel giro appunto di 4-5 anni. Siamo riusciti ad arrivare l'anno scorso anche alle finali e vincere la finale regionale con le Under 14. Abbiamo cambiato il consiglio direttivo, abbiamo aumentato il numero di soci, abbiamo cercato di dare una svolta anche da questo punto di vista e abbiamo inserito all'interno del consiglio direttivo delle figure di spicco del basket coneglianese come Fabrizio Torazza e Marco Giordano, che sono due personaggi storici, diciamo, della pallacanestro qui a Conegliano, e anche con l'aiuto di Fabio Del Pos, un imprenditore della zona. Stiamo veramente provando ad ingrandirci e quindi stiamo mettendo anima e corpo all'interno del basket femminile. Amiamo pensare il fatto che la pallacanestro sicuramente più spettacolare è quella maschile, una pallacanestro invece molto più tecnica è quella femminile. Diciamo che le ragazze sviluppano magari meno potenza fisica, però sicuramente a livello tecnico arrivano a dei livelli forse anche più alti rispetto a quelli maschili. La spettacolarità delle schiacciate, la spettacolarità del passaggio al volo e questi canestri eccezionali, oppure questi tiri da distanze grandissime. Dal punto di vista chiaramente femminile è molto più difficile vedere una donna che schiacci a canestro o che tiri da metà campo e segni. E nel basket femminile in generale sicuramente si sviluppa una tecnica di tiro migliore, i passaggi sono decisamente fatti meglio e dal punto di vista forse tattico c'è un'intelligenza maggiore nel basket femminile rispetto al basket maschile, quindi è più un discorso tecnico-tattico rispetto appunto a un discorso fisico, che è quello che spettacolarizza un po' il basket maschile. Già da qualche anno abbiamo delle giocatrici come la Sottana o la Zandalasini che vengono valutate a livello anche mondiale, perché la Zandalasini arriva da un'esperienza anche in WBA, che è l'NBA femminile. Adesso loro due sono due giocatrici, giocano all'estero e hanno portato a un livello decisamente alto il basket femminile italiano, con la vittoria ai mondiali del 3 contro 3 dell'estate scorsa. Sicuramente la notorietà del basket femminile a livello nazionale è aumentata davvero tanto, quindi abbiamo degli elementi di spicco in questo momento nella pallacanestro femminile italiana e tante società adesso cominciano ad aprire gli occhi, quindi partendo da una base appunto maschile provano a fare o a gestire dei gruppi femminili, quindi c'è un certo interesse in questo momento nel panorama della pallacanestro, sì.